Concedi a noi che celebriamo la Pasqua di Risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò lo Spirito Santo al potente a Gesù di Nazareth, il quale passò verificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero vendendolo a croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione dei morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo, di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e risultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e risultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e risultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto potenze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e risultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia per tutti gli occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e risultiamo. Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Forza
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattina, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma volto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Una duplice sottolineatura della liturgia della parola che abbiamo proclamato, perché ognuno di noi possa davvero accogliere il grande messaggio della pace, che è la Pasqua, e insieme mettere in proposito e per vivere sempre nella prospettiva nuova della risurrezione del Signore. C'è un fatto nuovo che cambia la storia della umanità, ci ha detto San Pietro nella prima lettura, parlando agli uomini del suo tempo. Ricorda quello che era il passato. Gesù che passava lungo le strade della Palestina di Geo, sanando, guarendo, compiendo segni e prodigi in nome di Dio. Ebbene, quel Gesù che le autorità giudaiche hanno consegnato alla morte, ecco qui la novità, è risorto. Dio lo ha risuscitato. Ecco, carissimi, l'evento che cambia la storia dell'umanità, se ci crediamo, che cambia anche la nostra storia personale. Cristo risorto. Tanti hanno fatto nel corso della storia dell'uomo cose grandi, importanti, hanno detto e scritto tante realtà vere, autentiche, nel valore della persona umana.
In Cristo noi troviamo, ecco, la novità assoluta, l'evento che cambia il mondo, la sua resurrezione, la vittoria sulla morte, sul male, sul peccato. Carissimi, crediamoci davvero, Cristo è risorto, Cristo è vivo, Cristo è presente in mezzo a noi, nella storia dell'umanità, nella storia del mondo. Come ci ha detto il brano del Vangelo, ecco, vale anche per noi l'esperienza di Maria di Magdala, di Pietro e di Giovanni. Carissimi, il sepolcro è vuoto perché Gesù è risorto, perché Gesù è vivo. E allora, a partire da questo, ecco, facciamo nostro ciò che San Paolo diceva ai cristiani di Colossi: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ecco, allora Cristo dà anche a noi la possibilità, la grazia, il dono di risorgere con Lui, di appartenere alla salvezza. In noi c'è la fragilità, in noi c'è il male, in noi purtroppo c'è il peccato. Ecco, in Cristo risorto noi abbiamo certezza, abbiamo sicurezza della salvezza. Ecco, apparteniamo alla salvezza. E allora guardiamo con una prospettiva nuova il nostro tempo, la nostra vita, la nostra storia, quella personale, quella familiare, quella sociale. Uniti al Signore non temiamo, non abbiamo più paura, perché ecco, con il Signore noi sappiamo che ci viene il bene, la pace, l'amore. E l'augurio, carissimi, che rivolgo a tutti e a ciascuno nelle dire buona Pasqua. Quella Maria Vergine morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa